Cosa vedi? Riuscite a vederci? Sembrava un mu. A me sembrava una baiala di un cane. C'era anche un cagnolino qui. Non è che era un rumore. Potrebbero esserci anche il cagnolino. C'era un cagnolino? Vedo. Ripetono sempre le stesse cose. Cosa facevate in questa cucina? Cos'era? Sarà un fischio. Tipo un fischio sembrava. Sotto sotto secondo me qualche altra parola c'è. Non si può sapere finché non si sente bene tutto. Stavate bene in questa casa? Il signore ricurvo. Chi era? Con la schiena curva, un po' gobba. Mi dice qualcosa? Bimbo o bimba che sia, se vi metto una pallina, ci giocate? Avete voglia? Volete giocare con una pallina gialla? Senti questo suono che sembra il mare. Vi dà fastidio lo strumento sopra la tavola rosso? Ma voi sapete cosa facciamo qua questa sera noi? Riuscite a parlare a me meglio adesso, con questa frequenza? Comunque parlano 106. Sicuro. Prima ci ha detto, una cosa del genere, adesso è 99, quando parla è 106. Sentite la parola. Chi è il capofamiglia qui? Vi stiamo disturbando? Cosa è successo in questa stanza? Qui c'era la sorella di... la sorella che... La sorella maggiore Sì, che dormiva lì dove c'era il mobile, che è caduto qua. lì, sì. E ha sentito delle voci su quest'angolo qua, dove adesso c'è l'appendino, che dicevano non parlare ad alta voce, una cosa del genere, perché altrimenti la svegliamo. Lei si è svegliata e ha preso paura e è andata via. Questa una volta poteva essere una camera da letto, no? Cioè, è sempre stato un salottino? Ciao, qui da come ci raccontavano
ogni stanza c'era una famiglia, quindi qui c'era tutto. Vivevano 4 famiglie qui dentro. Quindi poi adesso è diventato un salotto. Qui per caso c'erano 2 uomini che vivevano qui. Ma LR che ogni tanto mi sballotta perché prima era un po' più buia, adesso ecco. Ah no, è la cosa che ha finito la batteria. E ci lascia il buio. Cosa è successo? La temperatura. Se c'è qualcuno qui può far suonare uno strumento? Avete capito che siamo venuti qui in modo tranquillo, in pace, non vogliamo disturbare. Riaccendiamo la radio. Accendiamola, magari parlano. Andate meglio a parlare con la Ghostbox. Qui c'è un'altra famiglia. Due bambini. Sono qua, ho detto. O sbaglio? Sbaglio, ho detto sono qua. Sì, può essere. Come ti chiami? Io sono Dario. Effettivamente non ci siamo neanche presentati. Io sono Sabina. Io sono Chiara. Ciao. Cos'è che ha detto? Oh, sorry. Sembrava sorry. Puoi ripetere per favore? Non hai capito? Mi pareva salve. Come? Salve. Salve. Mi pareva. Sorry, salve. Cosa assomiglia? Potrebbe essere. Salve. Ciao. Come ti chiami? Ci puoi dire il tuo nome per piacere? Di nuovo. Cosa? Sorry o una roba del genere. Hai detto Sally? Dobbiamo venire di sopra? Che finisce con la I sicuro. Hai capito? Salve. Eh? Hai detto? Hai detto Sally? Perché ci vuoi su? So perché ma ogni volta che ci vogliono da una parte, Perché me la ci c'è sempre questa sensazione qui. Hai capito? Se noi rimaniamo qui cosa succede? Andiamo con le bacchette? Dov'è che sono? Dentro sia dei conti. Ah.
si è girata così? Non ho capito. Ma seguono l'energia, può essere che ci sia. C'è qualcuno alla destra di Chiara? È vicino a me? Troppo l'audio qui, sai che adesso devo guidare da destra. C'è un uomo vicino a me? No, sembra si seguendo la videocamera. Cosa? Questa bacchetta che ti punta sembra segua la videocamera. Piuttosto che... Perché vedi, punta sempre la videocamera. Fai una domanda. Ah, che si sposta. C'è qualcuno qui con noi che vuole parlarci? Se sì, incrocia le bacchette. Se si incrocia le bacchette, se no, falle aprire. Le brividi alla gamba. C'è un bimbo. Dai, gioca con le bacchette. Fanno le magie. Muovete le bacchette. Potete far raddrizzare le bacchette? No, Dai, prova, per favore. Potete far raddrizzare le bacchette, per favore? Se messo così cosa vuol dire? Volete che faccia Dario le bacchette? Che le tenga lui? Sì. Prova a richiederglielo. Lascio le bacchette a Dario? Oh, sono perfettamente parallele, non rispondo. sorre, So chi era sopra. guardate, sono ferme così là, La prima. 5 minuti. Prova a muoverti, scaricarle. Tipo, Prova a tenerle tu, Dario. sì, sì. Questo è un altro modo per comunicare con voi, con la vostra energia. Dove siete? Potete indicarcelo con le bacchette? Ho come l'impressione che non vogliono parlare tramite me con le bacchette. Ecco. Per questo io ho detto subito lui. Volevate parlare con me? Se sì, le potete incrociare per piacere. Ci volete dire qualcosa? Ve lo richiedo. Sono vere le storie che ci hanno raccontato i proprietari di questa casa? I proprietari attuali, intendo.
Se sì, potete incrociare le bacchette? Certo. Lo puoi fare, noi ti ringraziamo. Come state così dritte? Ma non è che le tieni troppo in alto? Devi No, no. tenerle soltanto dove c'è il... Ecco, così. Prova a richiederlo. Sopra ho sentito. Perché dobbiamo venire di sopra? Vi richiedo, vi rifaccio la domanda che ho fatto prima. È vero? Sono vere tutte le storie che ci hanno raccontato gli attuali proprietari di questa casa? Se sì, potete far incrociare le bacchette per piacere o farle toccare? Sai che ha detto? Ancora sali, una roba del genere. Dobbiamo venire di sopra, incrocia le bacchette per cortesia. Ma è morto qualcuno in questa casa? Magari di sopra? Intanto le bacchette mi sono incrociate. Come se fanno fatica, non avessero tipo energia. Che ci ha messo... Guardalo. Quello sì. Ve lo richiedo. Visto che ci avete dato conferma, un attimo, visto che ci avete dato conferma, è la bambina che ha visto il fratello di mezzo? No? Sì. È un sì? Se lo confermate anche alla radio, per favore. 6 o sali? 5. Aveva 6 anni? Vi faccio io la domanda, aveva 6 anni il bambino o bambina che è morto o morta di sopra? Sì. Su. Di cosa è morta? Ho paura che sia negato, non lo so. Sta bacchetta qua. Quello che andiamo su. No, hai chiesto di cosa è morta? Ti ha indicato il film? Prova a chiedere se è morta. È morta su Brenta. Cioè, è come indicare fuori, giusto? Prova a chiedergli se è morta. Va. Certo. Chiedo io. Ferma un attimo per piacere le bacchette. Non muoverle. Grazie. È morta annegata qui fuori nel canale, nel Brenta? Ho indicato il Brenta. Allora perché ci vuole su, scusa? Perché ci vogliono sempre in giro. Sì, perché non vogliono... Perché non vogliono domande e risposte. Quindi siamo di sopra, Se andiamo di sopra, non parlano più. quindi non andrei. No. Se volete di sopra ci sono delle videocamere. Parlate pure lì. Se non le hanno spente. No, ma quella è la batteria scarica. La bambina è una bambina prima di tutto. Sì. Faccio fatica. Incrociato. Sì. Che magari dovevano anche capire come funzionava sto coso, perché non sono Grazie. veramente... Grazie. Una bambina. Chiedi se si chiamava Maddalena. Si chiamava Maddalena?
Sì. Io non pensavo. Sta parlando un uomo. Però L'uomo che parla è il papà di Maddalena? Però? Dai, però? io volevo fare adesso, non per non credervi, rispondetemi di no per piacere, ma non è un'offesa nei vostri confronti. La bambina si chiamava Alice? Quindi allora confermate che la bimba si chiamava Maddalena? Mi potete fare la conferma per piacere? Ripeto, non voglio mancarvi di rispetto. Hanno detto che sì. Grazie, Grazie. Grazie. ho i brividi dappertutto, gentilissimi. Poverino. Ma è caduta nel Brenta o è stata spinta? È caduta nel Brenta da sola? Sì, sì, le potete incrociare. Grazie. Comunque questo, a parte fisso a 106, poi quando rispondono non ha altre variazioni. Ovviamente o è fuori campo. Quindi Maddalena è la bambina che ha visto il fratello di mezzo. Avete detto sangue per caso? Grazie. Tutto a posto? Tutto a posto? Sì, sì. Hai detto sangue? Sì. Ce l'ho sentito. Perché sangue? Dove sangue? Ce lo indichi con le bacchette per piacere. Là, su quel muro. Infatti c'era la sorella maggiore, quando dormiva con la testa rivolta sul muro, perché ogni tanto o dormiva con la testa rivolta di là o di qua, mi aveva raccontato, che lei quando dormiva su quella testa, cioè la testa dando al muro, aveva sempre incubi alla notte. Chi invece dormiva con la testa rivolta di qua, diciamo, dove metteva i piedi, non aveva problemi. Ma è successo qualcosa anche nella casa? Al di là di questo muro dove c'è il mobile per caso?